Il 9 maggio 2021 è questo il giorno in cui nella Basilica della Cattedrale di Agrigento il giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia dal 21 settembre 1990, dichiarato martire da Papa Francesco lo scorso 22 dicembre, verrà proclamato beato. A dare l'annuncio qualche tempo fa Francesco Montenegro insieme all'arcivescovo coadiutore Monsignor Alessandro Damiano al termine di un incontro che si è svolto nella sala Giovanni Paolo II del Palazzo Arcivescovile, una data, quella scelta dalla Chiesa Agrigentina, che ha segnato il destino del giudice Livatino insieme a quella di San Giovanni Paolo II che proprio il 9 maggio del 93 a messa conclusa lanciò la sua invettiva contro la mafia. Con la prossima beatificazione del servo di Dio Rosario Livatino noi abbiamo il settimo modello. Noi non abbiamo focalizzato tutti questi modelli, ma abbiamo ritenuto ricordarne alcuni. Dunque con Rosario Livatino noi abbiamo un settimo modello, cioè del santo, del servo di Dio che diventa profeta in una società come la nostra, dove è presente l'azione malefica attraverso la mafia. A dire il vero, questo modello già era stato inaugurato a Palermo con la beatificazione di Don Pino Puglisi, il quale fu ucciso da mano mafiosa. E evidentemente la prossima beatificazione del servo di Dio Rosario Livatino viene a contribuire a diffondere questo nuovo modello di santità nella Chiesa agrigentina e anche in tutta la Chiesa di Dio. Un modello che io definisco profetico nella denunzia contro il male, perché avendo presente il discorso di Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi e il documento della Chiesa agrigentina Emergenza Mafia, oggi come Chiesa abbiamo questo dovere di poter incidere nella società attraverso dei modelli di vita capaci di combattere il malcostume e la mafia organizzata. Un altro modello dei setti che desideriamo ricordare è quello della carità. Dopo l'unità d'Italia, la popolazione siciliana visse un periodo molto difficile di povertà. L'unità d'Italia non fu un beneficio a quei tempi per la popolazione siciliana. Ci furono tante famiglie che vissero appunto nella miseria. Dei sacerdoti si misero subito a lavorare per lenire le difficoltà, le povertà delle persone. Nasce il modello dunque del santo caritatevole, ad esempio il beato Giacomo Cusmano. Nella provincia di Agrigento, figura emblematica di questa vita di santità fu il canonico Morinello di Licata, che fondò addirittura un istituto religioso. E così noi abbiamo un altro modello di vita di santità nella Chiesa agrigentina.